Nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale in vigore dalle ore 22 di oggi fino a mezzogiorno di venerdì 20 febbraio su tutto il Friuli Venezia Giulia. Il fronte in arrivo, secondo le previsioni, porterà neve anche nei fondovalle fino a 400 metri, con il rischio marcato di grado 3 su tutto l'arco alpino e 4 oltre 1400 metri di valanghe slavine provocate dalla neve fresca. Forti piogge su pianura con rischio di allagamenti e sulla costa, in quest'ultimo caso si potrebbero verificare mareggiate e fenomeni di acqua alta dovute all'otto ondoso in corrispondenza dei picchi di marea alle 23 di stasera e alle 11 di giovedì 19 febbraio, con possibili criticità idrauliche sulle zone dell'entroterra e sulle isole della laguna di Grado e Marano. Soffierà scirocco moderato, in particolare lungo le ore centrali di giovedì. Sarà sostenuto su bassa e media pianura, in quota vento sostenuto sulle Alpi Giulie. La sala operativa della Protezione Civile regionale di Palmanova sta monitorando ed elaborando il movimento del maltempo, già in sinergia con le varie squadre comunali e con i comandi e distaccamenti dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza.